Tanno de questa S finale in Limbasa, che è il gruppo che coordino, namus a feddare, bolla pannare rassaine, ma la risposta bollazze a immaginare. Come si chimus a isconzare vaulasa? A vos piaghet a isconzare vaulasa? Mo piaghet a tutto. A noi spuru de ans piaghemmetta e difatti si semus a sa quarta edizione de Vaulasa. Vaulasa, come a servizio, è un festival organizzato tutto dai volontari de ans. In Vaulasa damus de chiesemus, de come nos pensamus, de come nos contamus, insomma, de chiesemus. Namus che noi damus mescamente, che noi damus di identità, rispondere a questa domanda è sempre difficile. In questa diese, in sorgiornale, è dato metta di identità, che dai Pacu è vestito un dossier promuovito dalla Fondazione Sardigna, che ha dimannato a Sossardos, ma come vos intendites? Vos intendites esessi pro sardos o pro italianos? Nel vestito a pizzu chi su 40% de sardos ha risposto prima di tutto chi si intende sardos. Ischimus puru chi de questa indagine binatapitu metta, in Sosannos un'altra binatapitu su Damizia de Chessette, e questo pure insomma per toccata identità nostra. Però oie è come non queremos dare de questa identità, ma queremos dare proprio de una pinnica proprio così specifica di identità del sardos, che è l'identità linguistica. E che nos accurziamo a sa dimanna che mi ha fatto Riccardo. Tanno, quanto è importante una lingua pro l'identità de onsuno? Ischimus che una lingua è un medio pro contare su munno, è commente un popolo si descriet sa realtà, no? Ma sa dimanna è un popolo potete essere pro de una lingua? E tanno se io ho questa domanda simbesse, pro limbasa, potete contare la storia di un popolo in treu? E noi siamo accurziando a su punto. A cussa chi Fiorenzo Toso, che gli ho ammentare, ha cramato la Sardegna che non parla sardo. Arrivanne tanno proprio a Savaula, chi come queremo sconzare, e scusa chi i dittese proiettata. Se sei sardo, parli il sardo o parli solo sardo? È staula o è staberu? E tanno, si risponditese, eia, se sardo solo sei da sei sardo. E io bordimanno tanno, e tanno chi sono so sardos chi non è dani sardo, o chi sono so sardos chi è dana a tra l'imbar de Sardigna? Come si sentono, come si rappresentano? E tanno, noi queremos dare proprio de custo, de su ligamine chi batta intra so sardos o chi appunto è dana a tra l'imbar de Sardigna e si identità tesoro. E vinas de su ligamine tra issoso e sarditate issoro. E tanno de custo ne queremos dare chi battor ospites. Tanno io lo scramo e incominciamus da Riccardo Mura pro su Gadulesu. Tanno Riccardo è dottorando, attivista e operatore culturale e impara a Gadulesu il suo laboratorio dell'Università di Sassari. Poi vamos a Matteo Leone, pro su Tabarchino. Tanno Matteo è musicista e ha su metas premios, boschegli aumentare su premio Parodi del su 2021. Vamos poi a Irene Cogene, pro Saligheresu. Tanno Irene è attivista pro Saligheresu, è stata delegata locale in Salighera pro sa piattaforma per la lingua.
E poi cramos l'ultimo ospite che è Alessandro Derru. Alessandro Derru. Che è inocche pro su Zazzaresu o su Trittanu. Tanno questa due definizioni de sa matessi limba non si può narrare metta dell'identità di questa limba mattessi. E tanno Alessandro è docente di storia e filosofia in scuola pubblica, è docente pure del suo laboratorio di Tataresu in Università di Sassari. Grazie a tutti e potremo scolare a sa prima di manna. Gai non conosciamo urmensus. Tanno. Dato che siamo in ocche pro Vaulasa, su festival, io di querer dimandare a tutti i ospiti come è in atta aula, in salimba ostra, e qual è l'aula prurmanna che ha inteso sopra de salimba ostra, insomma, sì, non scherite scontare. Tanto potremmo incominciare da Riccardo, grazie. Saluti a tutti. Tanto la vaula più manna in Antaluga Duresu è che non sia una lingua salda. Difatti noi faula lo diamo paro paro all'usaldo, faula, e però possiamo trattare ancora un'altra parola che ha quasi lo stesso significato, che è fola, che vuol dire fiaba, però viene sempre da fabula latino, la stessa etimologia, no? E già bastano queste due parole, una presa dall'usaldo, una presa dallo cosso, dallo toscano, per comprendere come lo gadureso sia una lingua ponti, cioè una lingua che faccia passare a uni due isole e faccia scurrire parole, concetti, eccetera. Tanto, per esempio, noi la definiamo ancora una lingua cossusalda o saldo cossa, proprio perché viene male a dire che sia solo saldo o solo cosso. Questa identità è un poco ibrida, no? Certi non la sentono bene, altri invece accettano che sto fatto così. È una frontiera isolana, io la defino così. Perché vedendo la Sardegna da una prospettiva italiana, per esempio che la Sardegna sia un'isola spalduta in mezzo al mare, no? Ruinata dal mare, e invece ci dimentichiamo che è un arcipelago che potremmo pure chiamare Saldo Cosso. Vi sono due isole manni e un bel di isole di minori. E appunto tra le due isole più manni c'è questo pilastro fondamentale che è la Gaddura, lo Gaddureso, che ha questa facoltà di far scorrere la lingua, le culture, la gente, per secoli è stato così. Matteo. Allora, forse è tabarchino è più diverso di tutti. Comunque a Paola si dice bugia. E forse la bugia più grande degli altri tabarchini è che gli altri siamo da un senaese un po' tirchi. E che a barzelletta che mi piace tanto, prima che facevo un tabarchino un po' in italiano così se capiamo. O tabarchino come da freddo, si avvicina a stufa. Quando c'è da freddo anche da più, si avvicina anche un più a stufa. E quando fa più, allora accende. Si capisce? Un tabarchino quando ha freddo si avvicina alla stufa, quando ha ancora più freddo non ce la fa più, si avvicina ancora più a stufa, e quando sta morendo proprio di freddo l'accende. Grazie. Irene. Buona tarda. La faula nalgarese, io sto la parola faula, però a mal sentite che avevo posato al festival è la mantira. E la mantira més grossa relativa all'algarese è che l'algarese assimigi al català, cambi es català. E això és la fragmentació de la llengua catalana, hi ha tant altres territoris, i per això nosaltres, Adrià, que veig el públic lo pot confirmar, parlem sempre a dins de les associacions d'unitat de la llengua, proprio per recuperar la unitat de la llengua de tots els països catalans, que nosaltres a l'Alguer no veiem amb el significat polític, simplement amb el significat lingüístic. Grazie Alessandro. In turritano si dice vaura, è preciso, va la R, a chi vede un rotacismo, tanto c'è un bada in R, la L,
La faura più manna, innanzi a Saresu o torretano, è che è una ringa grezza, che non si può intendere, no? A chi noi liemo la bassona a chi fa vedda a ringa, no? Tanto intendiamo Saresu, torretano, è un poco di ringa grezza. Ma non è così, vi faccio un esempio. Quando intendi di un napolitano va vedda, vi pare un po' vero a voce, no? Però quando intendi di Pino Daniele, Gantà, è una cosa diversa. La stessa cosa con la ringa saglia, quando intendi di un saggio, uno pensa un po' una ringa, un dialetto vero, no? Però quando intendi di Andrea Parodi Gantà è un'altra cosa, no? Tanto Rosa Cereso era la stessa cosa, se non liemo la bassona che magari è un po' incorarizzata, no? A rusono della ringa, che la ringa che è un'altra cosa, tanto potremmo comprendere che la ringa non è grezza, ma la bassona è grezza, ma la ringa va a un suono diverso. Grazie Alessà. Tanno assai de questa boio, Matteo Boscumbitato tu i suzzilleri per sconzare Saula chi so star barchino so si è tirchioso, va bene? Sì. Tanno come si che sarreiono e danne come de identitate. Su fatto de dare Gadulesu, Tabarchino, Aligheresu, Zazzaresu. Borfa che ti intennere o bosa fatto intennere mai pruspaccu sardoso de atteroso bosezzi mai intesoso commente chi uchettas a un'identitate a mettate o ad un simodu commente boscontattese commente sardoso o prima di tutto commente gadulesoso tabarchinoso aligheresoso e tataresoso. Tanto, pruspago sardo no, diversamente sardo emmo. Non è facile rispondere a questa domanda perché non ho un po' di simpatia per il concetto di identità. Io sono più gadureso, sono sardo, sono tutte e due. Credo che, per esempio, se fai due con te, con Gloria, ti dico sono gadureso. È un'identificazione relativa, no? Se invece fai con uno di Firenze o di Londra, io dico Cusaldo. Forse mi hanno più bello fai da di identità linguistica, no? Ma non nel senso di qual è la mia identità linguistica, ma qual è proprio l'identità della lingua che fai Edu. Perché io posso dire che fai Edu lugadureso, come dici nella parte manna delle passone oramai, no? Perché la lingua che si fa Edu in Gardura, di fatto non è solo così, vi sono paesi in Gardura che non fanno da Nisaldo, vi sono paesi del Montacuto, dell'Anglona, della Baronia, che fanno in Gardurese, dunque. Però potrei dire ancora, come dice ancora qualche persona anziana, magari delle zone più di Lacca, no? Con l'Usaldo, dici, e vai du Cosso, vai ancora che dici così, pensamente oggi. Ma potrei dire ancora che fai d'Usaldo, non è vietato. Oppure posso unirmi all'Alessandro, allo Turritano, allo Castigliano, allo Madalinino e dire, vai du Cosso Saldo o Saldo Cosso. Nessuna di queste identità linguistiche è sbagliata. Perché una cosa che forse non ci diciamo mai in Sardegna è che è un problema mano di nomenclatura, nel senso che saldo è un aggettivo che è prima di tutto un etnonimo, cioè indica una popolazione, no? Li saldi. Però è ancora un nome della lingua che si fa da di più in Sardegna. E da questo nome viene ancora il nome della terra, dell'isola, della nazione. E tanto è questa equazione. In Sardegna vi sono i saldi che fai in saldo. No? Tutto qui, vabbè. A questo punto, parte più un giovane, gardureso, torritano, o meglio ancora, tabalchino o algareso, dici, io sto qui in Sardegna, magari mi sento ancora saldo, però non fa eddo in saldo. E tanto, so di manco saldo di l'alti, o pannuda. E questo ingegnerigia un po' di problemi appunto di crisi di identità, no? Perché l'identità andava come concetto in effetti patologico, perché è da chi che viene, dalla psichiatria.
E quindi vi sono certi persone che dicono, per esempio, per risolvere questa cosa, dicono, io faccio l'usaldo settentrionale. Cioè, che anda bene? Cioè, se uno ha bisogno di questa identità e per sentirsi bene, per sentirsi accettato pure dall'altro, anda bene così, non v'è nulla di male. Per conto mio non sento questo bisogno. Cioè, per me, lo piano linguistico e chi su culturali, chi su politico, anzi, sono un poco differenti. La lingua è una questione più culturale, la nazione è una questione più politica. Tanto io, se proprio voglio rispondere, posso dire, mi sento culturalmente gadurese, ma politicamente saldo, perché chissà perché la Sardegna è l'orizzonte fondamentale della mia idea, della mia azione politica. E, tanto non so io come gadurese che meglio di conformare a una cassisia identità esalda, ma è la narrazione politica che sa di conformare alla realtà. E questa realtà vi siamo ancora noi. Allora, già per definizione un tabarchino è un'altra cosa, perché comunque noi veniamo da Zena, da prima da Zena siamo un po' venuti in Tunisia e da poi siamo venuti qui in Sardegna. Dunque, è tremendamente difficile sentire sordo, è davvero difficile. Tanto che molti del paese, di cada sede, dico, quando shorte da paese, dico vago in Sardegna. Comunque è complicato sentire sordo. Per quanto mi riguarda mi sento allo stesso tempo tabarchino o sordo. E che è una risposta bellissima da poetessa, come si chiama, Mariettina Battistin Biggio, che domanda, la stessa domanda, come te, cosa è il tabarchin, cosa significa il tabarchin? La risposta è stata, mi sono di Zena, sono da Tunisia e sono anche sordo. Il tabarchin è questa cosa qui, alla fine. Allora, rispondere a questa domanda è facile e difficile al stesso tempo. Difficile perché io mai avevo pensato, no, di non essere salda, di non essere, o di pensare che qualcuno potesse considerare los algheresi saldos, no? També perché los cognoms che tengono allà, a dire, la percentuale dei cognoms catalans che sono all'Alghe forse è più bassa rispetto a altre città, in altri paesi della Sardegna. E també io a livello personale tengo il 50% della gallura. Per això, forse stiamo pensando alla mia storia personale, tengo il cognome Cogene che vede Viranova Montigliao, però per una serie di cose vivo in Taralghe e di siriti di studiare e di apprendere la lingua degli occhi a stava, però mai noi pensate di non essere salda perché parlava un'altra lingua di Sardegna, perché è vero che l'algarese arriva da fuori, però lo pure considerare il 100% una delle lingue della Sardegna che contribuisce alla cultura di tutta l'isola e sicuramente la nostra patita parte in Sardegna come la fem, no? A fuori a rinta del paese catalano. Dunque sempre le considererà una ricchezza e una dobra occasione di prendere un confronto come anche di prendere un conselho e fare vira sociale. Grazie. Tanto io mi intendo usarlo chi fa vedere Torretano, Sassaresu, chi lo è. Il problema è quando ando in giro in Sardegna e non posso far vedere Sassaresu Torretano a chi non tutti quanti lo comprendono. E pure strano arrivi in Ogga, in Orecchiano, e fa vedere Sassaresu. Voi avete mai intendito che uno fa vedere Sassaresu Torretano in Ogga, in chi aziendai? Non è una cosa che capita già tutti i ridi, ma pure con gli studenti meni, ora o quando ando in giro in Sardegna o per esempio quando ando a Cortese Aperta, mi fa vedere delle cose quotidiane
E ora comprendo tutto l'usaglio della Sardegna, ma mi viene mari poi a ripondi in Sassareso o a favedà Sassareso, a chi l'altri un bel di voce non comprendene. Pur usare Sassareso, Rogadoreso, hanno un bel di parole italiane, è poco da fa. Tanto è un poco più facile, penso, parisagli, chi fa vedanisaglio, comprendi un Sassareso o un Galloreso. Tanto il problema è, non è intendissi esagli, ma fa parte di una comunità ringhigliga, ok? Che è Rosaglio, in Sardegna si fa vedere Saglio, come ti diceva il collega Riccardo. Tanto il problema è comprendi che a un certo punto esistono pure altri ringhi. Esiste l'alloglossia, no? Esiste l'acareso, il tabacchino, il gaddureso, il sassareso, il maddalenino, eccetera, eccetera. Oggi pure il rugineso, anche viso pure altri ringhi in Sardegna, che non so chi sono nati in Sardegna, ma chi viene da fuori, sono fuorichieri. Tanto il problema non è intendere esagli, a chi è facile, se siamo nati in Sardegna è facile intendere esagli. Il problema è comprendere a città che esistono altri ringhi, che la cultura sarda è stratificata, no? Non è che siamo sempre i stati solo nuragici, solo romani, solo italiani, solo spagnoli. Siamo stati un po' credo di tutto. E da chi la complessità è nata la Sardegna e sono nati tutti i ringhi di Sardegna. Punto. Grazie per questa risposta. Io mi sono abbizzata come a dare di limba toccata proprio le intragna, più profonda di tutto noi. E abbia quasi anticipato già di manna che boscheglio hackers come il suo senso, come amorfedato da identità ed come vos intendete voi. Però io come bordiare di mannare, ma esosatteroso, come borvidene, il suo senso che bosana maiato intendere come pruspacco sardoso, de issoso, cioè de sardoso che è danissardo, o pronarrere vos intendite abbias rappresentato in cussa che ste su prototipo modello desarditate che abbias vinas a dare de identitate sarda pro uno che è data sardo non è sempre facile, cioè vinas a dare de identitate pro uno che è data sardo abbias atta problemas, problematica, in senso che batta un prototipo de sardu che ste cusso chi è data su sardu, chi ballata solo cu dorballoso, chi è stata sormontes, insomma un modello del sardu pretale che abbias a noi spuru questo modello non rappresenta. E tanto forse si mi so già risposta a di manna che bosa poato, in senso che manco io abbias mi intendo rappresentata da questo modello di sarditate arcaica. Insomma, abbias un modello che non esiste. E tanto bordimanno pure a questo punto e danno sempre da una prospettiva da ora le istituzioni o sos partitos indipendentistas, sos associos, anche ne è abbastanza pro promuovere, pro amparare la lingua de Sardegna, cioè bo rappresentano, vos intendite rappresentatos da istituzioni, partitos o associos, e come te vor fa che intendere abbias a sos atteros? Ma mi è combinato ancora a me che immagini di tu non sei saldo, tu sei corsicano, toscano, parlo più erani, mi combina sempre di manco, questa è una cosa positiva che mi dilla. Però parlo più erani passano anziani con poca coscienza politica, oppure lo vagiani per insingare, per provocare, no? E ancora perché è bello confrontarsi, spicchiarsi con l'isola Sureda di La Corsica, perché come a noi gli saldi di sotto ci dicono che siamo cossi,
Alle costi di Zutto invece li di Zubra li dicono che sono saldi, no? Che ci vede una mia collega Marina Branca che un po' conferma che è così. E la cosa curiosa è che magari da tanto è salda e uso cucosso, cioè è un po' curioso, no? E le rappresentazioni della saldità la mia poca ita sono cambiate, secondo me sì. Cioè, vedi manco frammentazioni, vedi più un discorso di narrazione unitaria, vi sono spazi di elaborazioni, sicuramente ha avuto un ruolo importante le istruzioni, la comunicazione, spazi come questo vostro di Hans, dove si volma appunto, si cerca una narrazione che ci appartiene di più. E penso ancora altro tipo di associazionismo di tipo artistico, tipo i festival musicali, non solo di musica tradizionale, lo sport, lo folklore, e posso testimoniare ancora fendi parte della giuria di un po' di premi di letteratura salda, ancora qui si sono spazi importanti, da più di 60 anni si incontrano autori e lingue di tutta la Sardegna. Per quanto tocca la politica, proprio i partiti, ancora qui siamo migliorando secondo me, ecco, mi sento un po' con più inclusività. Non sono sicuro che siano sempre sinceri, cioè alle volte mi pare che specialmente in certi partiti indipendentisti certi passoni danno più di inclusione per necessità e non per convinzione. E tanto si pone a predicare un unitarismo un poco dottrinale, no? Cioè come dobbiamo essere tutti uniti, se no ci sfasciamo, non ci riesce a fare questa nazione salda. Secondo me veramente non c'è bisogno, non abbiamo bisogno di un'identità ai volti. Più che figliolacci in Daretu, figliolacci in Rento per comprendere cosa siamo, abbiamo di lasciare a banda questi discorsi un po' puristi, essenzialisti e figliolà dananzi. Cioè abbiamo più bisogno di volontà che di identità, cioè cosa vogliamo essere, come vogliamo campare in questa terra nostra, come saldi. Forse è la domanda più difficile questa rispondere, che è tante. Personalmente mi piace che ognuno parli la propria lingua, perché ho le sorte anche ascolto tutte le lingue diverse, a parte che è strano perché capisco più la lingua di altri e non a te. Comunque, sono mica ascolto ma capisco niente. Però anche da noi utilizziamo tanto la lingua, soprattutto quando lo veniamo furesto, anche il sordo per noi il furesto. E cominciamo a parlare a barchi per fare capire. Dunque, mi piace anche ascoltare altre cose, però per quanto riguarda l'associazione e i partiti, penso che per noi non siamo manco considerati niente, insomma, non le frega niente, anche perché comunque siamo pochi, non siamo tanti, siamo meno di 10.000 persone che parlano a barchino. E poi siamo da altra isola, insomma, siamo lontani da altre cose, dunque non ne frega niente. Anche negli altri, anche volevo dire, e niente. Grazie. Non sembra, no? Una lingua corrisponde a una nazione, o meglio, una nazione può corrispondere a mes lingue, ci sono tanti altri esempi anche in Europa. També a rinta della lingua catalana è una zona, la frangia, la zona dell'Aragò, il Matarragna, tutta quella zona, anti sono aragonesus che parlano català, per això già a rinta della nostra lingua teniamo altri esempi. Al tema dell'alghe, io credo che sì, sempre starà a rinta di una visione sarda. Per esempio, un dei primi partiti indipendentisti moderni, Sardegna Libertat, che nasce prima di Sardegna Libertà, nasce all'Alghè,
il movimento politico è ancora attivo, sono pochi la verità, però non sempre aramatech si tiene una relazione ma il movimento moderno con potesse saranze també per una questione dei dati, dei partecipanti, potesse essere difficile, no? Però a livello moderno aggiura sicuramente cerce sociali, Facebook, Instagram, tutto ciò aggiura tantissimo, però della stessa maniera a volte tantenze saldande manco perché qualche tal evidenzia, no? E també tengo da dire che all'Alghematege vi un montone di gente che arriva da foras e soprattutto ultimamente hi ha gente che ha un disprezzo per l'algherese che mai si era viste, però sono pochi casi che non sono preoccupanti perché sono persone che io credo che ancora che stiano in Sardegna vi un decontestualizzarsi, cioè dire può arrivare a vivere a Milano con la campagna della Lombardia come vi una gente che non si interessa della terra che l'usa cugliz, però també gente de Sardegna, è a dire gente che snara, che te cognon saldos, però io credo che aquelli siguin saldos ande manco perché non si interessano alla propria terra, al futuro della nostra terra, també è un tema ambientale, non parliamo solo del tema linguistico, no, de tot, vi un non sono attivista politici. Io per esempio non faccio parte di nessun partito politico, non faccio attività politica, però mi interessa, per esempio, quanti anni ha votato, chi votiamo, cosa pensano del futuro. E credo che tutto ciò fa parte, no, di una visione di sardità, non solo al tema linguistico. E le tradizioni sono importantissime, e l'Algheta ha un tiscit associativo immenso. Veramente io credo che sia un caso unico in tutta l'Iglia perché le associazioni che ne ha quando arriva un nuovo governo in città tenendo incontro le associazioni non stavano andando a cominciare a condividerle a quelle linguistiche, a quelle che fanno cante sul corale teniamo un deo per dire non tutte fanno coral tradizionali però cioè dire, ha un movimento abbastanza attivo e la tradizione è alla base, no? Giustamente è una visione arcaica, però quanti mi fanno una trenda saldando manco io dico, beh io faccio a Balsaldo per esempio, io ho un montone di gente di Sardegna che quando va alla festa sveus che non sa ballare, perciò chi è lo sardo ande manco, io o gli altri? Tanto pagando quando mi confrontaggio con gli altri tu rendi a chi so chiaro di zende prima succede che magari siamo soffa vedendo in sacro che bassoni e mi dici e tu da di Veni, no? Figliolo di Gassi di Porto Torres e non potremmo continuare a che non conosci la ringa, no? Tanto io a cucceggio a chi comprende lo sacro paro non veri poscia da sciabasci tanto è vero che le cose sono due, viso dei raccani e la ringa, tanto tu non puoi far vedere con la bassona, ma in Sardegna è pure vero che va intercomprensione tra i ringhi, a chi si stiamo vedendo oggi e si comprendiamo, penso, no? Vuol dire che si comprendiamo davvero, che va intercomprensione, che non siamo vedendo il finlandese o non so cosa, no? A chi siamo tutti romati a Sirogu. Per quanto riguarda la politica e le associazioni, però vi posso dire che in 10 anni il movimento ringhilligo ha fatto giambare cose e uso gotti testimonianza in pari a Riccardo che le cose buone giambà. Era la prima volta all'Università di Sassari che si studiano i ringhi di Sardegna, tutti quanti i ringhi di Sardegna, tanto è un traguardo un bel importante. A volte io mi domando cosa ho fatto io nella vita mia e
so un po' con Narciso in Ghillu, però mi dico, so cucciato il primo professore di Sassari all'Università di Sassari, di Rascioria dell'Università di Sassari. Ma vedete che non è poco, è una cosa un ben puzzante. E io non mi immaginavo quando avevo 25 anni di diventare professore all'Università di Sassari. È una cosa che proprio non mi immaginavo quando ho cominciato a fare attività di ringa, quando ho cominciato a appassionarmi al teatro, a ringa sassaresa. Tanto le cose sono cambiate e sono cambiando in maniera bella, no? La politica non cambia, tanto poco o poco. Chi si offendi è sto pagando ricorsi all'università, non sempre, però vi è una sensibilità più manna. Si abbiamo passato, certamente si la sembra contenti in una maniera diversa. Tanto andrebbe così e io sono contento e speriamo che davanti a noi vi sia un orizzonte più bello. E ha detto il collega al prestigio sicuramente è una cosa fondamentale perché la politica, no, itena che c'è cosa però c'è già il popolo di musaltro di un prestigio musaltro per esempio quando facciamo le attività salghe a livello pubblico sempre parliamo in algarese in tutta la cosa lo scomunicazzo sempre a bilingue è importante che entri també les persones che arribi a aquest missatge, que és una llengua de prestigi. Després podem parlar de tot, de l'arquitectura, parlar també de cretinares al bar, però és important que comprenguin que sigui una llengua de prestigi. Ara el municipi de l'Alguer ha fet un altro petitíssim pas, totes les deliberes, tot el que aprova el Consell Municipal, tots els documents interns tenen la carta intestara bilingue. En cas municipi de l'Alguer, l'assessorat, és un petit senyal, no ens lamentem, però a nivell polític sí que són passos de gegants de fer, sobretot a nivell escolàstic. És important que arribi a l'universitat, però és important que si comenci de l'escola infantil, sicurament. Certo, sì. Dagnotti, per esempio, a scuola, come si parlò, ha studiato a Barchin, ma mi ricordo anche piccino a me. È importante perché la lingua continua da lungo a parlare, insomma. E infatti siamo un paese, non caro forte, che adesso siamo un paese da Sardegna con più si parla più di più, dunque 70% del paese e 60% che adesso, dunque è importante. Sì, difatti sì, grazie a questa sannanza. Difatti sì, stessina a pizzo che da un'ala beste su prestigio dato da esas istituzioni e da uso in tutto il contesto della lingua de minoria. Da esaterala beste pure su che Riccardo ha nato la volontà di un popolo, la volontà di un suono, perché dopo Matteo ha nato chi pronare le istituzioni ed è su Tabarchino, insomma, se ne fricana. Però su Tabarchino è stato a Pizzu, che è una delle comunità linguistiche prurvia in Sardegna, e tanno è vero, le istituzioni magari non so che ne nuda per su Tabarchino, però beste è proprio una volontà de comunità di dare questa lingua e tanno zas cosas hanno proprio appare prestigio e volontà di una comunità. Insomma, chi in questo regno secondo me sono a pizzo diverse questioni. Prima di tutto che mettere via i problemi di questa lingua di minoria sono ormatessi di Susardo. In su senso che Susardo magari ha
insomma zallezze chi lo tutelano, però vinas a usardu atta problema de prestigio, metter via batta i stereotipos che lo pensano come limba lezza. Però appunto è stato legato a dare prusu diritto, prusu prestigio a Sasatera Limbar de Sardegna, che narrere a dare pur diritto, prusu prestigio a Susardu Mattessi, che è stato legato Fiorenzotto Sonaraiata, senza un atteggiamento veramente costruttivo nei confronti di questi gruppi, quindi le alloglossie sarde, difficilmente si potrà mai parlare in Sardegna di un'effettiva democrazia linguistica e di una politica seria di tutela e promozione del sardo stesso, cioè il suo senso che è tutto legato. Tornando invece su proprio tema di identità, un'altra cosa un'altra definizione che usa io a toso e che mi piace metta è se cussade e che stessita pisso su Mattessi e danne tra noi, cussade sarditate linguistica, in suo senso che batta una sarditate chi nos accomunata, però in una pluralità linguistica, che zatteru punto est e in ocche secondo me chi sarei un camurfato istasero abbiamo sconzato un'aula meta prolmanna de cusa chi semus proiettanne e sta a narrare l'identità è unica, statica, univoca, arcaica. Questa è secondo me che in questa regione l'aula prolmanna galu camus sconzato istasero in suo senso che l'identità cambiata e in divenire, non batta una definizione di identità, mescamente in Sardegna che abbiamo un'istoria che è plurale e Sallimbar de Sardegna sono un isprico di storia del popolo nostro. Per narrare una fucona raiata che una lingua è su medio che nos acclariti, so sinor de totue, de tutto. E tanno, Sallimbar de Sardegna nos acclarini si storia nostra e tanno questa limbasa sono tutte le limbasa sono medio per comprendere la realtà. Insomma, a questo punto io di dimandare a su pubblico si batta carchi di manna, sì che riter di mannare carchi cosa a sos ospites, si batta carchi riflessione, carchi insomma carchi idea chi che ritese ponere in parte chi noisi. È un'inchiesta che sarà finanziata del Dipartimento di Politica Linguistica al 2015, credo che l'anno che viene faranno un'altra. E Mauro, cos'era? Il 20.000 persone? 24 pazienti, no, de manco dei 20.000 perché siamo 43.000, 46.000 abitanti e il 24 pazienti parla. Però io posso dire a sta consumità vede messe perché hi ha moltissima gente che parla. Després, il problema dell'algarese è che è una lingua familiare. Un esempio ad epoche che l'ho voluto provare proprio perché il mio compagno dice sempre l'algarese è una lingua familiare, la gente che non ti conosce non ti parla in algarese, entra in una bottega non mi conosce, marito e moglie parlano in algarese e dico una cosa in algarese ma mi dato dire ma tu chi sei? Ma chi ti ha mai vista neanche? Questa cosa era vera per i prosunugoresu. Quando mi minoredda mi costringono a vedere in domo, in base innanzi de gente devora, sempre in italiano. E non mi intendi a voi a far vedere in italiano, ma a me è innanzi gente stranza, caso usare di piatta barra in domo. Però poi sono un compagno mio alle salighera, ma no, proprio che sa gente che lo va a vedere, no che spezzi gente manna. Per questo mi sono dimandata
canta gente lo va a vedere sale che reso in Sì, cue. després del percentual dell'IDAT, no? Hi ha més gent, clarament, dei 80 anys, de gent dei 20, però gente giova també n'hi ha. Plataforma per la Llengua organitzem de qualche anno un concurs que se diu Canta il Gay, poden participar minyones fins a 39 anys. I caran tenim propostes de gent nova che mai abbiamo visto, che non conoscevamo, che si presentano una canzone, scrivere ad ellos e magari non sapevano scrivere perfettamente perché non hi ha una scolarizzazione, però lo parlano tranquillamente e això è assai positivo. Grazie. Sa. A trar di Marnasa, Inoc, Dino, Inoc è a Sicuna Vila. Saluti. Devo tengo due perguntas a su Beru. Una a Riccardo vi preguntai, e forse si scusami voi di adesso che da passaggiare in acqua e mi dusa Pedriu, chi in Gaddura commenti succediti in suo paese chi ando a Sardegna. Chi succedia da tollu preguntai? Poi tadeu io lì giù hanno sfai di meda, mi pare di una tesi dell'aurea, una cosa di aici che ho agattavo in questo gioco che ci andavo sempre che ho agatto questa cosa che stonanta de Sardegna e questionante proprio di questa cosa, del fatto che chi deni di una certa età, però è una tesina già di 20 anni fa di poni, no? Dunque, usando noi vado in Sardegna, ponai in Gaddura, e ponai ando mei logo su chi stonanta sardu, e poi la seconda pregunta è io lì giuvinza sa del fatto che giocanta qui sardusu, che du serianta appunto sardu, e isso su non si serianta cossusu, e sinaranta gadduresusu, ok. E fai anta questo gioco, cioè aviri canto usadru che andavo a vivere in Gaddura, canto ci ponia da a smitti di questo sardu. E iniziando su canta a questa maniera, dinaranta sempre a su sardu. Parla tricolore. E poi gli hanno fatto questa statistica e c'è a gioco e gli hanno abbiugato un locutore su tempo su un mese non questiona più su sardu e un capitanesu una gita. È vero questa cosa, non discisi nuda. Scusa, faccio subito questa pregunta su ma prima in Isola de Santo Pedro e de Sant'Antioco si questiona su capitanesu puro, a su manco si ciccata de tu questionai, de tu comprendi, cioè come ti questionasti con questa gente? Poi a fine i gadduresu su d'uscirian su sardu, via non paghe su sardu sa lingua tetto de dottusu. E po bosatus invece sa commenti funziona. Grazie. Tanto no, non dimo, cioè venendo a Oristano non ho detto sono contento in Sardegna, no? Lo dicini Idi e lo dicini i Maddalenini, che sono isole, appunto, e andano all'isola Manna in questo senso. Poi sicuramente vi può essere ancora un atteggiamento un po' di, non dico di razzismo, però vi so ancora che gli gadduresi che vogliono essere differenti dagli altri saldi. Può essere che tu hai inteso o hai letto chissà cosa che noi dimo gli saldi, per indietà gli saldi che non fai da negaduresi autoritano, no? E alle volte questa cosa pare un po' cosuzza perché pare che noi ci siamo tirati a fuori dalla saldità, però non è così, è che è veramente una parola relativa ancora chissà, che se parlo di sardofono che è un tecnicismo, no? Tanto io dico tu sei saldo, ma non lo usi su, tu sei saldo e uso cucosso, no? Siamo tutti e due saldi, però tu fai di lo saldo, è solo questo. Non dimo neanche più di vai da Lucosso, non ci sentiamo cossi di sicuro. Ci sentiamo penso tutti saldi in Gaddura e poi mi ha detto parla tricolore, ma penso che se non sia una cosa solo della Gaddura, penso sia un Dognaloco, cioè io conosco passoni anni, specialmente delle campagne che hanno studiato poco, che si antano pure di lovato di sapere l'usaldo, di comprendilo, di cantare la salda,
che ognuno va da lo soio e si comprendiano bene. Cioè, i gaduresi vai da in gadureso, i saldi in saldo e si comprendiano bene. Le cose sono cambiate con la scuola. La scuola ha posto in capo a tutti i saldi che il nostro è un dialetto e che tanto hai di fare da tricolore se ti vuoi va comprendere. Penso che i liconi in Gardura sono più abbalti. Cioè, se tu vieni a Tempio, all'Ocusanto, di Stoccheu e mi vai in saldo non ti tratto male, questo è sicuro. Però, anzi, a me lo studio, lo saldo, a parte che babbo era di Santo Lussuglio, dunque era che ci ha culto, ma non ho mai imparato lo saldo e tanto l'ho studiato e penso che possa essere ancora un po' una lingua franca, ma non è facile, perché come ha detto Gloria, per noi la situazione è la matessi. Noi non sentiamo che ve lo saldo sopra e lo gadureso sotto, no, è fai dato di manco, in questo senso una alloglossia. Non che viene da ora, ma che fai data di manco rispetto allo salto. Solo questo. Per il resto siete dialettizzati voi, come siamo dialettizzati noi. E infatti cerchiamo di unire, di confrontarci proprio per difenderci in parisi. E come ha detto Riccardo, prima, senza la scuola, Salda, non sta andando a loco. Allora, noi che proviamo un po' a parlare, sì perché mia mamma grande ha detto l'ada, dunque un pochino ascolto campidanese, lugudorese no, è difficile, però campidanese sì. Però ad anni altri si dice, perché siamo un'isola, ok, si dice andiamo in Sardegna, perché obiettivamente te adesci e te ami proprio a Sardegna, l'isola che... però molti tabarchini non proprio a me non capiscono proprio non è frega niente di capire proprio è un'altra cosa, infatti si dice un sordo a Paola molto strana che è mezzo di pegua, che sarebbe mezzo di pecora, vuole riferire al pastù che è sullo sordi, significa una persona che è proprio non buona, non proprio... no. Ma 150 anni fa, di come ti già si comprendi? Non si comprende, no, i rapporti solo con Zena e basta. Ah, ok. Ecco, è così che resta la lingua molto forte, capivo? Cioè, ma più grande, o prendeva a 9 a Borca e andava a Zena a commerciò, capivo? Non con Sardegna, a Zena, cioè a Genova. Okay. Capivo? Dunque, ed è tutto Trento a Zena, solo tra Zenais. Ok, Grazie. prego. Tanto, la pregunta mia è, in una ipotetica... Asa già comprendi, se stai già vostra in riera. In una ipotetica Sardegna del subvenidore in UE s'italiano non è prusus a lingua ufficiale o è una lingua co-ufficiale con su sardo, secondo os altros io a tenere bisogno di una lingua come lei Tetto. una lingua Franca. tetto o sarebbe meglio ti lo dico in gaduresu sarebbe meglio una più manna intercomprensione tra le lingue, no? E io conosco meglio lo gaduresu, lo tabarchino, il gresu, tutti lo conosciamo di più perché la scuola ci dà questa possibilità, no? Tanto una lingua tetto o espodotto su questa pregunta, una lingua che sia del crobettore o i sardos di ogni luogo che tenen nozione, certo, non una conoscenza funguda, non una conoscenza funguda, ma nozione di un luogo di tutte le lingue di Sardegna. Faccio subito e poi vi passo la parola.
quando vi sarà la Repubblica di Sardegna toccherà fare un convegno onde invitiamo gli italofoni per fare da, perché i mischini saranno nella minoranza, no, posso con Burulendi. Lingua franca oppure un modello svizzero, da? Questa è un po' la domanda, può essere. Secondo me, ma non so quanto sono rappresentativo da questo punto di vista, sarebbe faida conoscere tutti l'usaldo perché è la lingua più faidata. Però che vi sia la garanzia che queste diversità non si paldino. Perché la Sardegna, di un tempo in idori che io ammiro, sicuramente è una somma di queste identità e non vi può essere una sottrazione, perché è una ricchezza manna che non possiamo paldire. E ora ci vuoti la carta geografica a noi, perché ci pensiamo come un'isola, ma un'isola è un dato geografico. Noi culturalmente non siamo un'isola, noi siamo una dimostrazione che non siamo un'isola, non esistono culture isolate. Metto tue paure da bocca, insomma. Davvero, penso esattamente alla stessa cosa. Niente, davvero, la stessa cosa. Complimenti. Sí que arriba importante, no, mantenendo todas las diferencias, pero taninte esempras in Europa, l'ideal si che arriva també in termini pratici, lingua ufficiale lo saldo e després pot ser fer a nivell territorial, és a dir, a l'Alguer tens de garantir il dret all'ús della lingua a l'amministració pública, a les escoles, mateixa cosa que els algaresos puguin enviar una demanda a la regió en algarès, essent una llengua de la Sardegna, però pensar que siguin totes oficials sí que arriba impossible, perquè una llei així no pot ser fer 5 versions pels massa temps al moment, també perquè mirant no, també els recursos humans que tenim, qui és en grau de fer totes aquestes traduccions? Serà fins en pocs. No? També pensar qui va a escola, a l'Alguer, quantes escoles tenim? A l'Alguer tenim 3 comprensius, tenim un muntó d'alumnes i no tenim material humà. Per això, en un futur, esperem de prendre més material humà, però l'ideal sí que arriba una llengua oficial i la cooficialitat als territoris de competència. Crec la visió més pràctica. Tanto Presidente, perché il tempo benidore siamo vedenti di 2026, no? Avevo imparato a usarlo subito. No, per me andava a usarlo come ringa ufficiali e mantenere le ringhe studiati in ora, che c'era un trend migliore per me. A chi, ad esempio, non potremmo fare come l'India che vi so 22 ringhi ufficiali a chi in che da so 1,5 miliardi, quasi 2 miliardi. No, che siamo più pochi, tanto risoluzioni burocratiche e culturali, per me andava di tenere usato come ringa ufficiali, impreada, faidata e scritta, e a da voi studiare tutto quanto che pensa a linea. Grazie. Io di narrare viziché su lingua ufficiale di Sardegna. Prima. Battaterar di Mannasa. Ecco, in occhi, con una fila e poi binatto un'attera in funno. Sì, io sto un po' per insorgere, perché io sono sarda, sono nata a Pisa, mia mamma era toscana, mio babbo sardo, mi sento sarda e parlo l'italiano. Che ne volete fare di me? Che ne volete fare dell'italiano che è diventata anche la lingua dei sardi in tutti questi anni? La vogliamo espellere? Io voglio continuare a parlare l'italiano. Come non ho imparato l'inglese, la mia lingua madre è l'italiano, quindi vorrei che ci fosse un posticino.
Tanno, poi dosa pora la Omar e Alessandro, commente ans noi si pubblicamus tutto in italiano, sardu, si bresissimus in gadulesu, zazzaresu, aligheresu, galu in tabarchino forse sì, non abbiamo fatto, però Matteo, si queres collaborare. Però este pro narrere chi è scraro chi italiano este sa lingua materna de meta spizzinos o de meta zente vinarmanna e Sardigna e sa pluralitate linguistica este sempre ricchesa tanno italiano a che parte de suo patrimonio linguistico ormai plurali Sardigna tanno se stottu benenni se stottu insomma benenni però metar via este asimbesse este chi italiano est in totue e sa lingua de minoria non bisogna, non siamo rappresentati. Tanno su des italiano non è un problema chi come beste, caso italiano è rappresentato in tuttue. Io che non sono andata a scuola, sono direttore mio, non sono stato rappresentato, cioè io in scuola come lingua, come io, persone non ipo rappresentata. L'italiano invece se bitti e beste in tuttue. Poi non è così carcato che rispondere. Rispondo in italiano. Nella Sardegna che immagino io, ognuno potrà imparare la lingua che vuole e parlare la lingua che vuole, al contrario dell'Italia che ho vissuto, che ha impedito le altre lingue. Quindi il problema non è un nazionalismo sardo, per carità. Il problema è stato ed è tuttora il nazionalismo italiano. E noi siamo qua in una serata particolare proprio perché è stato impedito a queste lingue di essere espresse in dei luoghi normali. Nessuno è mai venuto a casa e mi ha picchiato perché ho parlato italiano, è accaduto il contrario. Quindi ci sarà posto per tutti, insomma. C'è posto, siamo pochi. Tanto sicuramente il problema che ha posto Lidia non è banale. Non è banale. Io poco d'anni fa, insieme ad alcuni amici che abbiamo visto a Bali, abbiamo fatto questa proposta che era un'eresia, di dire che pure l'italiano è una lingua nazionale salda. Però attenzione, lo senso chiaramente era pure una provocazione, ma era una maniera di dire, è vero, facci parte della nostra storia oramai, ci lupidiamo l'italiano di Sardegna, l'italiano nostro, che è italofono, poi chiaramente va dall'italiano, sicuramente però comprendi che non possiamo difendere l'italiano a Bali, perché abbiamo bisogno di difendere le lingue che sono stati, come ha detto Alessandro, minorizzati. Però io spero, ma sono quasi sicuro che non vi sarà nessun tipo di repressioni, specialmente dei passoni vedi come te. Omar, non è così che rispondere, se no non batta una terra di manna. Ah, perfetto. Saluto a tutti, ma presente, io sono Juanna, sono di Sassari, di Sanghinato Pozzo Cannoni e voglio dare grazie a tutti quanti, in particolare a Cadarina che ci ha invitato e al professore che ha presentato Rosa Sareso, ci fa piacere. Io voglio dire che non c'è un limite, non so con quanti si limita il professore in Bocorrigi, di tempo va a cominciare a studiare a Ringanoltra e come ti dice il professore che abbiamo in Sassari che ha fondato Ricora che si chiama Fallu Vavidà e dove Fabrizio Lettori dice che la ringa è come tirabelli e quando tieni la strazzani fazzi un bel mare e tanto io ringrazio Paghilto Festival che mi rega a casa come un dato. Grazie a tutti. Grazie a Zattia. Tanno come bamurgalu 15 minutos.
io dichiarerò che era una dimanda su professore su Mattessi. No, siccome io ho sempre inteso e dare che hanno studiato vinas all'università di Sassaresu, però come si stusa ne metta vinas a questa definizione de turritano e tanno de sicuro battoni sfumatura de vinas de identità tra Sassaresu e turritano e tanno ti dia querer di mandare questo. Io penso in un'ottica chiaramente prurmana, territoriale. Ite cambia, è una dicitura nuova, chi querete insomma comprendere un territorio prurmano, insomma a livello di identità ite cambia. Nuda, però a livello di identità. No, la parola turritano non è nuova, è antica, si abbaia di rigasci di Sigismondo Arquer, di Medioevo, pu di dirigi Turritania, innanto a Sassari, Porciudorra, il Chientini Overa e Sossu, tanto si chiamava Turritania, tutta canta la regione che si zia era in Torre di Sassari, no? Tanto era ringa che si faveda in questi 4 comuni, Sassari, Porciudorra, Sossu e il Chientini oggi. Ha pigliato il nome di Sassaresu a che Sassari era zidai più manna per motivi culturali, ma era Mattessiringa tra Sassari, Porciudorra e Clintini Ciambani pochi barauri, ma pochi a vero, tanto non vede differenza si può di Sassaresu Turritano meglio di Turritano a bisogno io a chi comprendi tutta la regione biumanna. No, che mettervi a i suoi studi linguistici è dato metta de Sassaresu e de Turritano io in sul libro non l'ho mai letto, tanno macariti una cosa prurmanna, plurale, insomma, però mi penso che in un Porto Torreso si l'inarana che è data su Sassaresu si intennata, insomma, non... Ti faccio un esempio, io posso aprire un caffè turritano a Porciudorra e a Sassari e posso trattare a Matese Baraura. Ok, riquadra Sassari si chiama Torres e io uso di Porto Torres, tanto siamo in Chibi, no? Si tratta la Matese Baraura che è Torres, Turritano, per indicare chissà zona geografica, ma stiamo vedendo dire a Matese Ringa. Tanno un'ultima domanda dai su pubblico, si chiritese 3 minuti, bregalo tempo. Sì, certo. Più che una domanda volevo rispondere un attimo alla dottoressa Lidia. Dice cosa facciamo dell'italiano? Noi siamo nella città di Aristianis. Mariano, l'attore di Mariano II, era cittadino pisano. Non so se lo sapevi. E l'architettura di Oristano è pisana. Quindi Aristanis ha preso, inglobato una cultura architettonica e cittadina delle maestranze pisane, ma poi quelli che sono il figlio e Mariano IV hanno creato, cioè il giudicato indipendente dalla Catalogna. Quindi, e noi inglobiamo, non escludiamo, l'Italia ci è escluso. Quindi noi non escludiamo nessuno, come hanno già detto gli altri, no? Quindi l'Italia noi la inglobiamo, non è che la dobbiamo escludere, anche l'architettura. Peccato che gli oristanesi hanno distrutto l'antica città del giudicato. Solo questo appunto volevo fare. Se posso, non l'hanno distrutta gli oristanesi, però... i catalano-aragonesi, chiaramente. Vabbè, comunque qua possiamo aprire un discorso più ampio. Tanto, io di attorare a ringraziare i suoi ospiti e lo ringraziamo chi uno presente. E certo, Paola Arzia. E poi cramo a curziare su presidente, però presentare su
evento che insomma bescomo. Grazie a tutti. E concludo con questa frase: sardos os isecirvonos sempre salimpa ostra a pestas presente. Chi siete su tabarchino, su sardo, su gadulesu, su aligheresu e su sazzaresu. Grazie.